Ciao amici di Stranamuri Siciliano, siamo nella rubrica dei messaggi d'amore e oggi vi voglio presentare una bellissima coppia di Sferracavallo. Ciao, come vi chiamate? Buongiorno, Luca. E tu? Marzia, Allora, Luca e Marzia, da quanto tempo è che siete fidanzati? quasi 5 anni e mezzo. Quasi 5 anni e mezzo, quindi prossimi al matrimonio. Affermativo. Sì. Si pensa al futuro. Cosa fate nella vita? È impiegato statale. E tu? In cerca di lavoro. In cerca di lavoro. Ok, va bene. E mi dite un po' come vi siete conosciuti? È proprio in questa panchina. Proprio qua? Sì, proprio in questo. Proprio qua, in questa Questo panchina. E chi l'avrebbe detto mai che dopo Eh, 5 anni e lo mezzo so, è la vita. è venuto Stranamuri Siciliano e vi ha intervistati? E chi? Allora, qualche altra domanda. C'è un colpo di fulmine? Sì, potremmo definirlo un colpo Sì, di fulmine. Un colpo di fulmine. E poi ci siamo conosciuti meglio ed è andata avanti la storia. Vi siete conosciuti meglio? Sì. Ok. Senti, di che segno sei? Vergine. E tu? Sagittario. Sagittario, un bel segno, forte. Infatti, è un segno di fuoco il Sagittario. Ok, va bene. Quanto avete su per giù intenzione di portare a fine questo fidanzamento Ma per il matrimonio? Si intende? altri 2 anni e mezzo devono passare anche per i preparativi. Due anni e mezzo? Ma non sono tanti 2 anni e mezzo. No, deve fare uno bene calcoli nella vita perché purtroppo Ascolta Luca, una domanda molto importante. Cosa pensi dell'amore? l'amore è una cosa bella per chi la vive, per chi riesce a viverla, perché è molto difficile negli anni in cui siamo, con tante cose che ci sono nella vita, chi riesce a vivere l'amore è fortunato al mondo E d'oggi. nell'amore eterno ci credi? L'amore eterno, penso che ci sono due tipi. Come? Che dura. Io penso che l'importante sia andare d'accordo perché l'amore poi giustamente dopo il matrimonio e con i figli si trasforma, diventa più amore verso i figli e rispetto per la persona che è accanto. Luca, cosa ti è piaciuto di più quando l'hai vista? La prima volta. Sì, la sua simpatia, il suo viso. Cosa hai guardato? Proprio la prima cosa che hai guardato in lei? Il suo Che hai viso. notato? Il Qual suo è viso. stato? Mi dava proprio simpatia, la vedevo solare, ecco, perché c'è anche periodo estivo, quindi Ho capito. solare, mi è piaciuta. Poi l'ho conosciuta e ho visto che aveva. Chi è più geloso di tutte e due? Tu o lei? Lui. Io Tu sei però geloso? penso entrambi, vabbè, da buon siciliano penso che. Sei geloso. No, geloso proprio al massimo, però. Dove vai? Fra i limiti, dai. Con chi esci? No, questo no, dai. No, Esagerato. esagerato. Però se lei guarda un ragazzo diventi un po' geloso. Certo, chi è che non diventa geloso? Quindi in un rapporto la gelosia è importante o no? È importante però sempre nei limiti. Quanto basta? Poi diventa un po' pesante. Va bene Luca, ok. Allora, Stranamuri Siciliano questa sera vi dà la possibilità di dichiarare il vostro amore in televisione. Allora, iniziamo con Luca. Vai Luca. Dai, io dichiaro che cercherò veramente a tutti i costi di mandare avanti questo amore, di sposarci e cercare di vivere serenamente, diciamo, senza problemi alcuni nella vita. Bravo Luca. Anch'io dichiaro il mio amore verso Luca e spero che questo amore sia eterno, se così possiamo dire. Va bene, ok. Allora, cari amici di Stranamuri Siciliano, abbiamo intervistato una bellissima coppia di Sferracavallo e adesso tutto il mondo saprà che Luca e Marzia. Marzia si amano profondamente e che tra 2 anni e mezzo faranno il loro grandissimo passo che è il matrimonio. Ok, ciao da Maria, ciao da Luca? e ciao da Marzia. ciao amici, a dopo.
Oh yeah.